Alle 7:26 di venerdì 7 luglio, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza. Da Angelo Gagliano. Allora, 80 anni fa lo sbarco degli anglo-americani in Sicilia. Vedremo com'è andata la prima giornata dei saldi e poi ci occuperemo di una nuova emergenza rifiuti a Palermo. Ma intanto la cronaca delle ultime ore: strade ancora insanguinate in Sicilia. Un giovane medico di Catania, residente a Messina, è morto ieri sera in un incidente stradale sulla statale 114 all'altezza di Giampilieri. È un 26enne che in sella alla sua moto si è scontrato con un'auto. Le condizioni del giovane, otorino specializzando al Policlinico di Messina, sono apparse subito gravissime ed è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale. Salgono così a 3 in meno di 24 ore le morti per incidenti sulle strade di Messina e provincia, una strage che sembra non avere fine. Droga al Parlamento siciliano. Fioccano le ammissioni. Ha confessato al GIP di avere ceduto cocaina ai VIP della Palermo Bene lo chef Mario Di Ferro ai domiciliari dal 29 giugno. Ammissioni anche dall'ex presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Miccichè e dall'autista dell'Assemblea, che avrebbe accompagnato l'allora collaboratore dell'attuale presidente Galvagno, Giancarlo Migliorisi. Vediamo. È il giorno delle ammissioni nell'inchiesta sulla cocaina dei VIP spacciata, secondo l'accusa, alla Palermo Bene dallo chef del ristorante di Villa Zito, Mario Di Ferro. Ammissioni arrivano dall'ex presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, e anche dallo stesso presunto spacciatore. Ha ammesso di fare uso di cocaina e di essersi rivolto all'amico di una vita per acquistarla, Gianfranco Miccichè. In 2 pagine di verbale l'ex senatore, che non è indagato, sentito come testimone dai PM di Palermo, ha confermato agli acquirenti di aver fatto uso di droga. Miccichè, che dopo l'interrogatorio è uscito da una porta di servizio del tribunale, con una nota ha anche spiegato di non essere mai scappato dai giornalisti, ma di aver usato quella uscita di servizio su gentile invito della procura. Il verbale è stato depositato e il GIP lo ha usato nell'interrogatorio di garanzia di Mario Di Ferro, che dal 29 giugno si trova agli arresti domiciliari. Oltre allo chef, nell'inchiesta sono coinvolti 3 dipendenti del locale e 2 fratelli accusati di aver rifornito Di Ferro della cocaina, che questi poi avrebbe ceduto a clienti selezionati, tra cui appunto Miccichè. L'ex presidente dell'Ars ha ammesso di aver acquistato la droga dall'amico, sostenendo però che Di Ferro non è uno spacciatore e che quindi si sarebbe limitato a fare da tramite con i fornitori senza guadagnare nulla dalla cessione. La stessa versione fornita oggi proprio da Di Ferro. Lo stesso Di Ferro era un assuntore di cocaina. Io la compravo per tutti e poi la consumavo insieme agli altri, ha detto l'uomo accusato di essere lo spacciatore dei VIP. Ma non ci ho mai guadagnato nulla, ha aggiunto, mi rimborsavano soltanto ciascuno la propria dose. Una ammissione parziale dunque quella resa da Di Ferro, che è difeso dall'avvocato Claudio Gallina Montana. In procura anche l'autista dell'auto blu intercettata dagli inquirenti, Stefano Sucato, autista dell'Assemblea regionale, che come Miccichè non è indagato ma persona informata sui fatti nell'inchiesta, ha riferito ai PM di essere stato lui ad accompagnare a Villa Zito Giancarlo Migliorisi, ex componente dello staff del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, che in quella occasione, secondo gli inquirenti, avrebbe anche lui acquistato cocaina. Tutti i tasselli che sembrano andare al loro posto. Di Ferro infatti ha confessato di aver consegnato la cocaina sia a Miccichè che a Migliorisi, mentre ha negato di aver mai dato eroina o cocaina a Lello Analfino. Stavamo scherzando al telefono, ha spiegato, confermando quanto aveva fatto sapere lo stesso artista. Il ristoratore infine ha sostenuto di aver già intrapreso un percorso di disintossicazione. E adesso le novità positive per la sanità siciliana. Dopo 13 anni a Palermo riapre un polo di cardiochirurgia pediatrica. Ieri c'è stata la presentazione a Palazzo d'Orléans di questo importante centro d'eccellenza che nasce in collaborazione con la Fondazione San Donato di Milano e che eviterà tanti viaggi della speranza. Un nuovo riferimento di eccellenza per la cardiochirurgia pediatrica in Sicilia, che nasce in partnership con la fondazione del gruppo San Donato di Milano. Dopo 13 anni riapre, infatti, all'ospedale civico di Palermo la cardiochirurgia pediatrica e delle malattie congenite. La presentazione a Palazzo Orléans. Per il presidente della regione Schifani, la struttura servirà ad evitare tanti viaggi della speranza. Basti pensare che i 2 operati nei giorni pregressi erano lista d'attesa a Milano. Non ci saranno più.
questi episodi, Viaggi alla Speranza, e questo è un grande passo in avanti, dare sicurezza anche alle famiglie, ai genitori di questi piccoli bambini, e si collegherà con l'altro progetto che stiamo portando avanti, la realizzazione del polo pediatrico di Palermo, che abbiamo riesumato. Tra poco verranno approvati i progetti e partirà il finanziamento. La nuova unità, interamente ristrutturata, si trova al secondo piano dell'ospedale civico di Palermo, già in precedenza destinato al medesimo reparto. I posti letto disponibili sono 19-11 per pazienti pediatrici e per i pazienti adulti che presentino patologie cardiache dalla nascita, 3 neonatali e 5 di terapia intensiva. La struttura è forte della credibilità maturata sulle patologie cardiache congenite dal Policlinico San Donato di Milano. Da questo momento e per i prossimi anni, infatti, il Policlinico San Donato e l'Arnas Civico sono 2 realtà gemelle. Ad affermarlo è proprio Alessandro Giamberti, responsabile unità cardiochirurgia pediatrica a Milano e adesso anche a Palermo. I pazienti che in questo momento abbiamo in lista sono tutti pazienti che si sarebbero dovuti operare a Milano presso il mio centro e che hanno accettato di essere operati qua, perché ci siamo noi a garanzia della continuità, della qualità e dell'eccellenza che offriamo a Milano. Siamo assieme a lavorare con l'equipe locale e penso che questo sia una garanzia assoluta di qualità e di risultati. Durante la conferenza stampa il presidente Schifani ha risposto in merito alla questione del reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, per il quale si temeva la chiusura. Faremo in modo che il reparto continui a lavorare, ha dichiarato. Grazie alla proroga tecnica ricevuta monitoreremo, ha aggiunto Schifani, l'attività del centro e insieme con il ministro Schillaci ci aggiorneremo per studiare soluzioni. Mi sento di dire che Taormina non verrà spogliata della cardiochirurgia pediatrica dall'oggi al domani. Rientriamo in studio. Angelo Gagliano, i giornali ne parlano della cardiochirurgia pediatrica di Palermo? Sì, ne parlano, ne parla intanto, abbiamo la Sicilia di Catania che possiamo andare a vedere. Si parla di un polo di cardiochirurgia pediatrica, riapre dopo 13 anni il reparto d'eccellenza del civico, il presidente Schifani. Per il momento resterà operativa anche l'unità dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, come abbiamo potuto sentire anche nel servizio. Quindi il tema stamattina è trattato anche dai quotidiani. Allora andiamo alla prima pagina della Sicilia, che ha la cronaca in evidenza, la tragedia di Agrigento, quanto avvenuto ieri: a coltella a morte la moglie si suicida, il figlio maggiore ha ritrovato i cadaveri in casa. E poi 2 fatti in primo piano. Si continua a parlare del testamento di Berlusconi. Marina e Pier Silvio guidano l'impero, il testamento del Cavaliere dà indicazioni precise, tutto resta saldamente nelle mani della famiglia. E poi, ne accennavi prima tu, arrivarono i nostri, fotonotizia del quotidiano La Sicilia. 80 anni fa, ne parleremo stamattina, sulla costa sud della Sicilia, lo sbarco di Liberazione anglo-americano. Tra storia e attualità c'è un'intervista anche al console degli Stati Uniti, orgoglioso dei rapporti con l'isola. E poi una curiosità che approfondiremo fra non molto: è stato inaugurato in Romania il gemello del ponte sullo stretto, quindi un'opera simile o comunque molto vicina a quella che si vuole fare in Italia, è già pronta in Romania ed è stata inaugurata. Tornando poi ai fatti di cronaca, i pusher, vedete sulla prima pagina, il pusher dei VIP e Miccichè ammettono tutto davanti al PM, e una sentenza, attenzione, della consulta che in qualche modo ha tirato le orecchie al Parlamento siciliano. Troppi rinvii sull'ex provincia, la consulta striglia la politica siciliana. Cioè, bisogna farle in fretta. Fare le elezioni, non si possono più rinviare, questa è la sintesi della sentenza. E poi ci sono le 2 notizie di cronaca anche all'interno: il pusher dei VIP e Miccichè davanti ai PM ammettono tutto, cocaina nei salotti buoni di Palermo. Questo è l'approfondimento della Sicilia, che poi torna anche sulla tragedia di Agrigento. Uccide la moglie, accoltellata e poi si suicida. La tragedia avvenuta a Fontanelle, scoperta da parte del figlio maggiore perché nessuno dei genitori rispondeva al telefono. La coppia aveva problemi economici, lei
era impiegato, lui disoccupato, e soffriva di depressione, una vicenda drammatica e triste allo stesso tempo. Poi a Lampedusa, voltiamo pagina, turismo penalizzato, ma tutte le strutture sono sold out, quindi diciamo le due sì, facce dell'isola. esattamente, sempre. le due facce di un'isola che è teatro continuo di scontri. E poi sulla città di Catania in particolare, perché c'è la sentenza in Cassazione, le iniezioni del killer in ambulanza, la Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo nei confronti di Davide Garofalo. Il barelliere è accusato di avere ucciso 3 malati terminali durante il tragitto dall'ospedale di Biancavilla a casa. Mamma mia. Sentenza condannato all'ergastolo. Sentenza confermata anche dalla Cassazione. Poi ancora altre notizie, il CSM, Zuccaro, procuratore generale, proposta la nomina alla unanimità, Carmelo Zuccaro, che è l'attuale procuratore capo a Catania. Si legge nella notizia, nell'approfondimento, è stato indicato alla unanimità dalla Commissione per gli incarichi del Consiglio Superiore della Magistratura per il ruolo di procuratore generale di Catania. Questa è la notizia che riguarda la giustizia. Poi ancora ci sono tante altre notizie. Fiere e pescheria per violazione del suolo e vendita irregolare, 16 verbali, 5 arresti. Però. Quindi ci sono controlli sulla città di Catania. E poi sulla sparatoria di cui ci siamo occupati ieri, indaga la polizia, villaggio Sant'Agata, gambizzato un pregiudicato. Si tratta di un avvertimento, la domanda che si pone il quotidiano La Sicilia. Adesso andiamo all'edizione palermitana di Repubblica. Eravamo 4 amici al bar, parafrasando una vecchia canzone di Gino Paoli di un po' di tempo fa. La Palermo della Coca minimizza, lo chef sentito dal GIP ammette di aver ceduto droga ad alcuni conoscenti, tra i quali l'ex presidente dell'ARS. Ora nel mirino della procura gli altri clienti, le auto blu e anche un boss. Aia. E dopo l'audizione di Miccichè, ieri c'è stata anche la deposizione, come abbiamo detto, di Ferro. E poi ancora le altre notizie, l'ARS rischia di essere travolta, le istituzioni si riscattino. C'è un'intervista con il presidente dell'antimafia, Antonello Cracolisci, quindi bisogna che in qualche modo il palazzo, l'istituzione risponda. E poi ci sono altre notizie, ne abbiamo parlato nel corso del telegiornale di ieri, lo schianto che brucia i sogni di Gabriele, uno dei tanti incidenti che sono verificati in queste ore in Sicilia. Giovanissimo, 20 anni, ieri al Parco della Favorita con la sua auto che poi si è incendiata e lui addirittura è morto anche carbonizzato. Per tornare alle notizie di cui ci siamo occupati sulla prima, come vedete anche all'interno si parla dell'interrogatorio. Eravamo 4 amici al bar, Miccichè e Di Ferro, sodali della cocaina, lo chef sentito per un'ora dal GIP ammette di aver ceduto droga ad alcuni conoscenti, tra i quali, come detto, l'ex presidente dell'ARS. E poi ancora la tragedia di Agrigento, uccide la moglie e poi si suicida, come detto, avvenuta ad Agrigento. A scoprire i corpi dei genitori è stato il figlio della coppia, le liti quindicenne, il figlio quindicenne, le liti continue avevano portato all'intervento anche delle forze dell'ordine, sconvolta la comunità di Fontanelle dove la famiglia abitava da poco. Altre notizie ancora sulle pagine interne del quotidiano Repubblica, l'edizione di Palermo, eccola qui, per appunto l'approfondimento, lo schianto e le fiamme. Gabriele è morto a 20 anni intrappolato nell'auto, il giovane era alla guida di un Alfa del padre quando è finito contro un albero. Grande appassionato di calcio, giocava nel Gonzaga. La commozione dei professori. Quella fotografia è tremenda. Brutta storia, eccola qui la foto, i resti dell'auto guidata da Gabriele, andata a fuoco dopo lo schianto. E ancora, adesso invece andiamo sulla prima pagina del giornale di Sicilia, perché si continua a parlare di questa inchiesta droga e VIP, le prime ammissioni, ascoltati lo chef Di Ferro agli arresti, il deputato Miccichè, l'ex burocrate Migliorisi chiamati in causa nell'inchiesta sullo spaccio di cocaina. Sì, eravamo consumatori. E poi ancora a Sferracavallo, baby gang sparava a pallini di gomma, ci sono 4 fermati, sono ragazzini tra i 12 e i 14 anni, un uomo colpito all'occhio è stato curato ma questi qua?
Evidentemente forse Baby gang. Baby gang. E poi Sicilia, quella regione, vara la sanatoria per le tariffe salate. Vediamo che cosa succede. La società non dovrà rimborsare le quote incassate extra a enti e cittadini di buona parte dell'isola. La consulta chiede che si voti subito intanto per le province. La vicenda di Agrigento, uccide la moglie e si suicida, e poi come abbiamo già visto, di nuovo la foto terribile dello schianto al Parco della Favorita, auto contro albero, una vita spezzata, il giovane Gabriele di 22 anni. Si parla anche della cardiochirurgia pediatrica, già eseguiti 2 interventi alla Civico. Ah, già 2 interventi eseguiti? Già 2 eseguiti. Molto positivo. Dunque un bimbo di 3 anni è stata riparata una anomalia alla aorta, quindi il piccolo potrà vivere in maniera normale e speriamo che tutto possa andare per il meglio. Attenzione, come sempre, dalla prima pagina del Giornale di Sicilia, un richiamo anche al calcio. Mancuso e Rosa, abbonamenti inizio boom, insomma la stagione del Palermo incomincia davvero con il piede giusto. Adesso andiamo a leggere e vedere le notizie sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, perché in apertura si parla del CAS, tangenti al CAS, 5 condanne. Inflitti 6 anni e mezzo all'ex commissario Gazzarra e all'imprenditore Astaldi. A Messina la sentenza del processo che ipotizza un giro di mazzette per l'appalto della Siracusa Gela. Beh, qua in Sicilia lo sanno tutti, però il CAS sono le autostrade, no? Esatto, il consorzio delle autostrade siciliane, okay, diciamo quello che si occupa della manutenzione delle strade. Poi il titolo in evidenza anche con delle foto, sangue sulle strade, 2 vittime a Messina e Patti. In realtà abbiamo visto ce n'è un terzo che è avvenuto nella tarda serata di ieri, quindi davvero una situazione davvero complicata per la situazione delle strade. Sanità, un altro polo d'eccellenza dopo Taormina, arriva quello del Civico di Palermo. Poi ancora incominciamo a intravedere anche dei titoli che ci portano poi ai fatti nazionali con, leggiamo, la Meloni, attacco alla magistratura, fonti di Palazzo Chigi, alcune toghe fanno politica come una forza di opposizione. La riflessione. Sì, perché dice sopra all'indagine? Sì, all'indagine su Sant'Acché si aggiunge l'imputazione coatta di Del Mastro sul caso Cospito. Quindi insomma questa è la chiave di lettura. Poi anche qui Fininvest alla guida Marina e Piersilvio affascina 100 milioni. E 2 ultime notizie sempre dalla prima pagina della Gazzetta del Sud. È morto a 97 anni Arnaldo Forlani, ex premier segretario della DC, storico leader, si è spento nella giornata. Finisce la Prima Repubblica, veramente. Finisce la Prima Repubblica, la Balena Bianca insomma non ha più riferimenti di quelli che sono stati i fondatori. E poi continua il mistero di Prigozhin e i missili russi continuano a piovere sull'Ucraina. C'è una nuova Lukashenko ha detto non è da noi, ma chi ha detto che in Bielorussia dove è andata a finire praticamente? A San Pietroburgo. Il capo della Wagner. Direi che ci possiamo fermare qui per quanto riguarda le notizie regionali. Sì. Fra poco torniamo, abbiamo da leggere tanto sui nazionali. Benissimo, allora sono le 7:44, qualche minuto di pausa e poi di nuovo la rassegna stampa nazionale. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza, da Angelo Gagliano, che ci presenterà la rassegna stampa immantinente. Eccola qui la rassegna stampa, giustizia, scontro diciamo tra governo e magistratura. Eccolo qui il titolo del Corriere della Sera: l'ira del governo a proposito di giustizia, Del Mastro verso il processo Palazzo Chigi. Le toghe fanno politica, imputazione per il sottosegretario Sant'Acché, indagini, indagati anche la sorella e il compagno della ministra. Insomma, le indagini sono a 360 gradi. Poi c'è una notizia, attenzione, un'inchiesta a Milano, c'è una denuncia di una giovanissima, dice che è stata violentata dal figlio di La Russa, del presidente del Senato.
una cosa simile a quanto accaduto con la vicenda Grillo. Una giovane di 22 anni ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache Larousse, il figlio 19enne di Ignazio. Sarebbe accaduto tutto a casa del Presidente del Senato. Il fascicolo in procura a Milano, sul tavolo della PM Rosaria Stagnaro, e le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Mannella. Lo stupro, dice la giovane, si sarebbe consumato dopo la serata in discoteca e 2 drink. Non c'è stata nessuna costrizione. La replica del legale. Ma non si sa quando, però non viene specificato. Non è, almeno in questa introduzione, no, magari cercheremo nelle pagine interne di capire. Poi c'è un'altra notizia che riguarda sempre i movimenti nel CSM. Napoli, Gratteri favorito per la procura, e ancora si torna a parlare di Fininvest, stamattina se ne parla tanto, il controllo a Marina e Piersilvio per Fascina 100 milioni, da Berlusconi 30 milioni a Dell'Utri. E ancora c'è un'intervista con l'ex senatore, dice: io ho dato la vita. E poi le ville, i quadri, tutto ai 5 figli. Fotonotizia per ricordare Forlani, leader della Prima Repubblica, dal preambolo al CAF, aveva 97 anni, è un grande politico che ci lascia. E poi vedete, la Repubblica ha un'apertura con i 3 testamenti di Berlusconi, perché pare che ce ne siano state 3 diverse formulazioni. Alla fine chiaramente l'ultimo è stato quello considerato. Berlusconi nel testamento figli e figliastri, è stato reso pubblico il documento. Leggiamo ancora con Mulei, leader di Forza Italia, solo con il Congresso, 100 milioni a Marta, la quasi moglie. Ma l'analisi che viene poi fatta è Marina e Piersilvio, attenti a quei 2, perché in mano loro c'è tutto praticamente il controllo di Fininvest. Esattamente. Poi giustizia e politica, Meloni, attacco alle toghe. A Milano sono indagati anche la sorella e il compagno della ministra Santanchè. Il GIP di Roma chiede il processo per il sottosegretario Del Mastro. La Premier rompe il silenzio, i giudici in campagna elettorale a Schlein, inaccettabili toni intimidatori. E poi protestano anche Movimento 5 Stelle e Azione. La vendetta della destra, di un muro contro muro. E vedi qua cosa c'è: vendetta della destra, commissione Covid su Conte e Speranza. Insomma, l'impressione è davvero che i toni si stiano un po' alzando. Poi ancora il salario minimo che ci avvicina all'Europa. A proposito dei salari, se ne sta discutendo in Italia. Quello che è un attore, quello lì con le 4 barbe? Assolutamente no. È la guerra in Ucraina, Michele. Il giallo di Prigozhin per Lukashenko è in Russia. Pazzesco, e quindi ragazzi. non è in Bielorussia. Non è in Bielorussia, ma in Russia sarebbe a Pietroburgo, ma cioè, guardate che faccia, sembra veramente le prove di un film. Vedremo che cosa succederà. Invece il capo della Wagner, vabbè. Siamo sulla stampa, Michele. Palazzo Chigi, attacco alle toghe, titolo forte. Giocano un ruolo politico in vista del voto europeo, la Schlein è inaccettabile. E c'è la rabbia della ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, lo scontro con i giudici dopo le indagini su Santanchè e poi l'imputazione coatta per Del Mastro sul caso Cospito. E stamattina, come dicevamo, si parla tantissimo del testamento di Berlusconi. Piersilvio e Marina alla guida di Fininvest, 100 milioni a Fascina. E poi ancora il politically correct e 3 aneddoti francesi sulla sinistra italiana che non sa vincere, idee, insomma, Concita De Gregorio. Esattamente, una riflessione. Poi però sulla guerra c'è il reportage: prendere Donetsk, l'assedio ucraino sul fronte centrale per quanto riguarda cosa accade sul campo. E poi foto notizia con la disfida dei tweet. Il fondatore di Facebook lancia Threads, ed è subito boom di utenti, e c'è anche il Dalai Lama tra i suoi utenti. Insomma, è una sfida. Però in Europa io ho provato, ma non si riesce non c'è ancora. Probabilmente ancora non esiste una versione adattabile al nostro mercato. Però insomma è una specie di risposta a Musk che voleva in qualche modo, esattamente, voleva in qualche modo dare fastidio a Zuckerberg. Twitter. Vedremo cosa succederà a questi livelli. Poi ci occupiamo un attimo di fatti economici, perché
perché chiaramente il Sole 24 Ore non può non parlare del testamento di Berlusconi, che conferma la leadership di Pier Silvio Marina, il caso del figlio Luigi, che pare fosse stato inizialmente dimenticato, ma per un problema, diciamo, emotivo, così almeno scrivono. E poi sui mutui, attenzione, c'è la stretta sull'Essur che ferma il 7% del mercato. Continuo ancora a leggere sul Sole 24 Ore, rublo impicchiata sull'euro, non c'è più lo scudo dell'export. Certo, non esportano niente con quindi le sanzioni, quindi. La situazione in Russia si fa sempre più complicata. In Germania a maggio crescono più 6,4% gli ordini industriali, meglio delle stime. Insomma, in qualche modo l'economia europea cerca di stare sul pezzo e essere forte. Questa è una notizia importante che ci interessa in maniera direi diretta. Urso e il caro voli, giù i prezzi o arriva la Guardia di Finanza? Però la Guardia di Finanza gli manda. Sì. Le compagnie nel mirino, pronte misure anche sui taxi. Per il ministro delle imprese Urso ci sono ancora troppe anomalie sui prezzi, soprattutto sui biglietti aerei, e così Antitrust e Guardia di Finanza interverranno se i prezzi non scenderanno. Con grandi applausi da parte dei viaggiatori sugli aerei. Sicuramente. Applaudiremo la Guardia di Finanza. La vicenda è stata portata addirittura anche in Consiglio dei Ministri. Il testamento autografo di Berlusconi, la Fininvest a Marina e Pier Silvio, e poi sulle inchieste, scontro governo PM dopo il caso Santanchè, il GIP dispone l'imputazione coatta del vice ministro Del Mastro, la dura reazione di Palazzo Chigi, una parte della magistratura vuole fare l'opposizione, e qui addirittura ce ne sono 6 di foto, prima ne abbiamo viste 4 se non sbaglio. Il trasformista Prigozhin sfida Putin. Quindi in realtà nessuno sa che cosa sta succedendo, quindi ce la caviamo con le fotografie. Per adesso sì. La verità è questa, che nessuno sa bene che cosa sta succedendo purtroppo a Prigozhin. E poi una storia che arriva da Roma, 3 calciatori indagati per l'abuso di gruppo di un'atleta olimpionica, la violenza in un locale a Trastevere, la ragazza avvicinata con la scusa di un selfie. Una serata trasformatasi in un incubo, una olimpionica azzurra vittima di abusi da parte di 3 calciatori dilettanti che una sera di circa 1 anno e mezzo fa in un locale di Trastevere l'hanno palpeggiata nelle parti intime mentre facevano dei selfie. La procura capitolina ha chiesto per loro il rinvio a giudizio. E poi notizia che ci fa capire come evidentemente il tema della sicurezza sulla strada sia importante, perché una famiglia in vacanza praticamente è stata distrutta, un'auto impazzita ha travolto un bimbo, il papà e la nonna, un'auto impazzita, famiglie di passeggeri, muoiono papà, bimbo e nonna. Davvero si continuano a susseguire questi incidenti in maniera continua, costante ormai. Siamo sul Fatto Quotidiano, il titolo: ora Santanchè si fa scudo con la russa, col compagno principe e la sorella, rappresento Ignazio. Queste le parole che sono attribuite alla Santanchè. Meloni attacca i PM ma è pronta a mollare la Santanchè. Fratelli d'Italia non si fidava di lei e si informò in procura. Allora, il Fatto è l'unico giornale che dice che la Meloni potrebbe accettare le dimissioni, mi pare, perché dice pronta a mollarla. Però. Vedremo un po' quali saranno gli sviluppi. Poi siamo sul Giornale. Le volontà del Cavaliere, blindato l'impero, il testamento di Berlusconi, a Marina e Pier Silvio il controllo di Fininvest, il resto è in parte uguale agli altri figli, tanto amore per tutti voi. Queste le parole scritte alla fine proprio del testamento. I sospetti di Palazzo Chigi sul processo del Mastro, i PM fanno opposizione, Santanchè, indagati compagno e sorella, poi ancora addio a Forlani, re della vecchia DC. E poi Meloni e Sunak, asse saldo sull'Ucraina, il premier britannico, Italia dice centrale. Poi anche qui insomma c'è un richiamo, Prigozhin nel mirino, Mosca pubblica i suoi travestimenti. Che fanno paura solo a guardarli, devo dire, è vero o no? Diciamo che è inquietante, sicuramente un po' inquietante. Poi siamo sul Libero, ecco a chi vanno i miliardi di Silvio, tutto il testamento del Cavaliere, a Marina e Pier Silvio il controllo di Fininvest, 100 milioni ciascuno alla fascina fratello Paolo, la lettera, cari
cari figli, tanto amore per voi. E poi dai magistrati un'altra grana per il governo. Meloni è furiosa per questo. Ringraziamenti abbiamo visto di Dell'Utri, Santanchè, indagati pure sorelle e compagni, insomma c'è davvero tanto stamattina sulle pagine dei giornali, ma andiamo su Avvenire che punta l'attenzione intanto sì certamente sulle toghe nel mirino. Da Palazzo Chigi sono accuse ad una parte dei magistrati che fa campagna elettorale, il GIP ordina l'imputazione coatta per il sottosegretario Del Mastro sul caso Cospito, ma vedete c'è un richiamo a quanto avviene a Sfax, la fuga da Sfax. Siamo in Tunisia. Esattamente, vogliono deportarci in Libia, situazione davvero complicata perché continua la crisi dei subsahariani dopo gli scontri con i tunisini. Intanto a Lampedusa ci sono stati 27 sbarchi in 12 ore, abbiamo visto prima come Lampedusa viva soprattutto in estate questa sorta di doppia faccia, come dicevi tu, da una parte c'è il turismo, dall'altra ci sono gli sbarchi continui. Vediamo cosa scrive il manifesto e cosa ci fa vedere. Eccolo qua, l'amico tunisino scrive. Molto ironico naturalmente. Vediamo un po', l'Europa spera ancora di fare con lui, quindi con il presidente tunisino, un accordo per bloccare i migranti ed il presidente Sayed non ferma la caccia ai subsahariani che sono nel paese. Quello che abbiamo visto un attimo fa. Esattamente, proprio a centinaia, comprese donne e bambini, sono deportati ai confini con la Libia e anche l'Algeria, abbandonati nel deserto. Lì c'è una vera e propria questione umanitaria a quanto pare, quindi come dire, complicatissima la vicenda. È difficilissima da risolvere. Chiudiamo stamattina con Il Tempo. Garantisti a senso unico, la solita sinistra, sia la commissione Covid in aula Conte e Speranza gridano la vendetta politica, PD e Movimento 5 Stelle non votano, il leader grillino un plotone di esecuzione, ma sulle vicende del Master e Santanchè invocano uniti le dimissioni. E poi Osho che scrive, vediamo un po'. Aspettate, abbiamo diritto a un'ultima dose, perché parlando a proposito di attualità, diciamo, sulla cocaina. Vabbè, dai. Vabbè. Dose forse di vaccino, in questo caso. Non di droga. Beh, mi fermo qui, Michele. Certamente ci saranno molti sviluppi nei prossimi giorni su tutte queste vicende che Angelo ha puntualmente presentato. 7:59, state con noi. Ci saranno adesso una serie di approfondimenti, il primo dei quali ricorderemo gli 80 anni dello sbarco in Sicilia degli anglo-americani e comincia così la fine della seconda guerra mondiale, che purtroppo però durerà ancora 2 anni, saranno 2 anni durissimi, sanguinosi, 43-45. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando l'anticiclone interesserà tutta Italia, condizioni di stabilità e bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi, qualche temporale del pomeriggio su Alpi, Prealpi, Piemonte e dorsale appenninica. Per la Sicilia una giornata soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi, tempo assolato con venti deboli, moderati da sud o sud-est sul canale di Sicilia, qui con mare localmente mossa a largo, altrove quasi calmi sotto costa. Temperature fino a 37 gradi sull'entroterra, caldo più moderato invece sulle zone di mare grazie a un po' di ventilazione. Per quanto riguarda sabato, anticiclone di matrice nordafricana, una giornata con tempo soleggiato dappertutto, bel tempo anche sulle zone di mare, zone turistiche, venti per lo più deboli, mari quasi calmi o poco mossi, temperature però in ulteriore aumento perché nei prossimi giorni giungerà una massa di aria bollente dall'entroterra sahariano verso le nostre regioni. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo. Eccoci qua, si sorride perché il tempo è bello, ma adesso invece parliamo di cose serie, gli 80 anni dallo sbarco in Sicilia, e lo vogliamo fare con Ezio Costanzo, giornalista storico. Ricordiamo che da oggi alle Ciminiere di Catania ci sarà una prestigiosa apertura di un vero e proprio forum con l'ambasciatore del Regno Unito, quindi viene da Londra, Llewellyn, il sindaco trentino, i rappresentanti dell'Assemblea della Regione Siciliana, gli amici del quotidiano La Sicilia. Vogliamo parlare di questo anniversario, dicevamo, con Ezio Costanzo, che è un giornalista professionista, storico, documentarista, si è occupato anche di creare il museo storico dello sbarco in Sicilia del 1943 a Catania, coordinatore scientifico di questa struttura museale, di questo museo che sta per arrivare, per nascere, ha scritto e diretto
progetto Film Documentari. Gli facciamo i complimenti, gli diamo il benvenuto. Buongiorno, benvenuto. E subito la prima domanda: che significato ha? Che significato ha per la seconda guerra mondiale lo sbarco degli alleati, degli inglesi e degli americani in Sicilia? Lo sbarco anglo-americano del luglio 1943 è importante perché è il primo passo degli alleati per la liberazione dell'Europa. Tutto comincia da questa Sicilia, da questa isola del Mediterraneo, dove nel luglio del 1943 si concentra l'attenzione di tutto il mondo. Sull'isola arrivano fotografi importanti da Robert Capa a Phil Stern, e da qui inizia la liberazione dal nazi e fascismo, dalle coste di Gela, Licata. È un evento che è segnato profondamente, diciamo, dalla perdita di tantissime vite umane. Non è assolutamente quella passeggiata, ecco, che... Parliamo di questo, perché ci sono state, è vero, delle terribili stragi naziste, tanto per cambiare, insomma, è così? Ma in Sicilia sì, nel 1943 proprio c'è una non solo nazista, ma a Castiglione di Sicilia nell'agosto del 1943 avviene la prima strage di civili, dove muoiono 16 persone, 16 abitanti di Castiglione di Sicilia, durante la ritirata tedesca. Per una serie di circostanze ancora poco chiare, però vengono uccise a sangue freddo dai soldati dell'Hermann Göring. Però di contro accade anche una strage ad Acate, dove invece soldati americani uccidono a sangue freddo 72 prigionieri italiani, senza alcuna ragione. Ci sarà addirittura un processo della corte marziale, verranno individuati proprio gli autori della strage, un sergente ed un capitano, e quindi si verificano anche queste vicende orribili, speculari. Lo sbarco doveva essere il famoso stop sul bagnasciuga, come aveva detto Mussolini: li fermeremo, li dobbiamo fermare sul bagnasciuga. Ha sbagliato il termine, voleva dire sulla spiaggia, insomma. Però poi di lì a poco il fascismo cadrà, ci sarà la lunga notte del 25, no? Certamente il 1943 è un anno cruciale per l'Italia. Accadono tantissime cose. La capitale, Roma, viene bombardata, cade il fascismo il 25 luglio, nasce il Regno del Sud, il 3 settembre viene firmato l'armistizio a Cassibile, con la resa incondizionata appunto dell'Italia. Nasce la Repubblica di Salò, l'Italia poi dichiara guerra alla Germania, si organizza la resistenza. Pensate quindi questo 1943 come sia appunto un anno davvero cruciale per l'intera poi evoluzione della guerra, che continuerà per altri 2 anni in Italia fino al 1945, ma in Sicilia finisce nell'agosto del 1943, e lasciando quelli che sono i segni indelebili nella popolazione civile in modo particolare. Abbiamo parlato anche delle stragi che ci sono state, purtroppo da entrambe le parti, e c'è chi ricorda anche, Costanzo, come Lucky Luciano e altri mafiosi siano stati coinvolti in senso positivo da parte degli alleati. Alcuni di loro poi sono diventati anche sindaci di comuni siciliani. Parliamo del 43. 43, la storia tra l'alleanza tra mafia e alleati è una storia tra storia e leggenda.
Ci sono alcuni elementi come il coinvolgimento, l'arrivo di Lucky Luciano che sono, diciamo, delle storie. Ecco, non abbiamo una documentazione storica sulla quale attingere. È vero però che immediatamente dopo l'insediamento dell'Amgot vengono nominati e viene, come dire, lasciato molto spazio a quelli che erano i capi mafiosi nell'amministrazione locale dell'attività appunto amministrativa dei vari comuni, dei vari paesi. Basta pensare che Don Calogero Vizzini, capo mafia, nominato sindaco a Villalba. Ecco, alcuni studiosi e anche colleghi giornalisti, Costanzo, dicono che questo ha avuto un significato importante, cioè la prima forma di integrazione, di collaborazione, se non di trattativa, diciamo così, fra le nuove istituzioni, quelle del dopoguerra e la mafia. E poi da lì sarebbe nato tutto il resto. Che ne pensa? Io su questo non sono d'accordo, diciamo, perché in effetti bisogna pensare che nel 1943 non esisteva l'organizzazione in Sicilia, l'organizzazione mafiosa come poi viene intesa e quella che sarà successiva, appunto nascerà. Ma c'erano degli elementi, i capimafia dei latifondi, erano delle figure prettamente individuali e sono su queste persone che più in maniera individuale viene come dire, dato spazio, vengono presi quelli che sono appunto questi contatti. Certo. Non c'è una trattativa tra stati, ecco. Perfetto. Parliamo del museo storico dello sbarco in Sicilia. Costanzo, allora cosa sarà? Che caratteristiche avrà? No, ma il museo storico è già come dire, una realtà che esiste ormai già da 20 anni, voluta dall'allora presidente della provincia Nello Musumeci, grande appassionato di storia contemporanea. E il museo è possibile attualmente visitarlo, è aperto al pubblico. Dove possiamo visitarlo, il museo? Il museo si trova alle Ciminiere di Catania, è uno spazio di oltre 3.000 metri quadrati, ospita all'interno non solo collezioni ma anche mostre, tra quali quella permanente dedicata al fotografo americano Phil Stern, che poi diventerà il grande fotografo di Hollywood, che la fondazione OL di Catania ha voluto, come dire, allestire, perché ha ricevuto dalla famiglia Stern tutto il materiale, l'archivio personale, privato del fotografo, ed è possibile andare a ammirare tutte queste fotografie inedite della Sicilia proprio nel museo dello sbarco. E questo è importante anche per le giovani generazioni, per i ragazzi giovani, gli studenti che forse non sono giustamente addentro a queste storie. Il museo, pensate, viene visitato annualmente da migliaia di ragazzi, di studenti di tutte le scuole, non solo siciliane, vengono anche dal sud Italia, ed è davvero una realtà che andrebbe sicuramente potenziata maggiormente, ma è già una realtà importante. Certo. L'ultima domanda è questa manifestazione che ci sarà fra poco, alle 9:30 comincerà sempre lì alle Ciminiere, ci sarà l'ambasciatore del Regno Unito, ci sarà il sindaco trentino, rappresentanti della regione, i colleghi del quotidiano La Sicilia, istituzioni, insomma. Sarà un'iniziativa importante per ricordare questo 80° anniversario dello sbarco in Sicilia. Sì, è un convegno che si svilupperà su diverse giornate, si apre oggi, continuerà nei prossimi giorni fino a lunedì. La Camera di Commercio sarà presentato un libro interessante che lega, e questa è una novità, diciamo, molto, molto interessante, lega la memoria storica, la storia con la contemporaneità dei territori. Il libro che verrà presentato racchiuderà una serie di mappature dell'attuale territorio che potranno servire anche a quello che in Normandia ormai si fa da sempre, cioè lo sviluppo
sviluppo turistico, tra virgolette, di quello che è la storia contemporanea. Quindi la Sicilia potrebbe anche diventare da questo punto di vista veramente un elemento di afflusso turistico che guarda alla storia contemporanea, certo. Quindi non solo alla storia, diciamo, classica, ma anche quello che è stata la contemporaneità. Abbiamo tantissime testimonianze del passato, dai bunker a tantissimi elementi. Anche stessa Catania è uno scrigno anche che racchiude tantissime testimonianze della seconda guerra mondiale. Grazie Ezio Costanzo, buon lavoro per il convegno di questa mattina e complimenti anche per il museo storico sullo sbarco in Sicilia. Adesso facciamo Grazie. Buon lavoro. Facciamo una pausa e poi ancora ci occuperemo di altro. Buongiorno Sicilia. Ore 14, buongiorno Sicilia, c'è una notizia dell'ultima ora, la polizia ha eseguito 11 perquisizioni domiciliari e informatiche, quindi nei computer fra Catania e Napoli, e ha sequestrato capi di abbigliamento e accessori falsi riconducibili a note marche che venivano venduti a prezzi considerevolmente inferiori a quelli ufficiali perché erano falsi. Tra i presunti responsabili figura anche un catanese già sottoposto agli arresti domiciliari, operazione in corso o da poco realizzata dalla polizia fra Catania e Napoli. Noi adesso cambiamo argomento e parliamo invece dei saldi estivi. Lo facciamo con il Francesco Sorbello di Confcommercio Catania, a cui diamo il benvenuto. Da ieri la stagione dei saldi è cominciata e caccia all'acquisto, vediamo com'è andata ieri a Catania. Con l'inizio della bella come mi sta. Eccoci qua, siamo con Francesco Sorbello di Confcommercio Catania. Quest'anno, secondo le intenzioni dell'Europa, i saldi sono all'insegna della trasparenza, secondo la regola del prezzo precedente. Che vuol dire? Vuol dire che ai sensi del decreto 26 del marzo di quest'anno, che recepisce una direttiva europea di 2 anni fa, occorre indicare il doppio prezzo. Il professionista, quindi non ci riferiamo solo agli operatori commerciali ma a tutti quelli che effettuano vendite, devono indicare il prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni. In realtà, quindi che significa che se io ho un prezzo di partenza di 100 euro, quindi è stato il prezzo più basso negli ultimi anni, devo indicare il prezzo di 100 euro. Poi se metto lo sconto del 20%, metto 100 euro e 80 euro. Se ci sarà un'ulteriore riduzione del prezzo, in realtà durante i saldi vale sempre il primo prezzo 100 euro. Fuori dai saldi invece interviene questo decreto e quindi devo indicare fuori dai saldi come ultimo prezzo 80 euro. Quindi all'interno dei saldi... ieri, che avete voi i dati? È stato applicato? Sì, è difficile da recepire perché c'è anche tutta una organizzazione interna di cartellini certo. da andare a specificare, un po' complicato, però insomma più o meno sono tutti organizzati e riguarda anche il commercio online, questo va detto, quindi tutte le forme distributive e tutti i target. Online. E chi non lo rispetta che succede? Multe da 500 a 3.000 euro. Ehi là! Molto pesante, sì. Pesante, quindi bisogna stare attentissimi. Allora, dicevamo il commercio che è la vera, come dire, il vero competitor. Bestia nera. Sì, è il negozio fisico, i negozi del centro storico, delle aree urbane consolidate, oggi temono più il commercio online che non i centri commerciali. Basta dare un dato, in 7 anni il commercio online è passato da 16 miliardi di fatturato a 48 miliardi e mezzo di fatturato. Quindi abbiamo avuto 30 miliardi. Sono stati 2 miliardi in più. Sì, in 6 anni. In 7 anni di 30 miliardi, sì, un progresso incredibile che riguarda un po' trasversalmente tutti i settori, dalla moda all'elettronica, ai libri. Ecco, questi sono i settori maggiormente interessati al commercio online. E come reagite voi? Che ne pensate? Che fate? Gli operatori commerciali si sono organizzati perché iniziano a fare anche loro commercio online. Ancora non costituisce una
come dire, una fonte importante in termini di fatturato, più o meno viaggiamo, i negozi fisici viaggiano intorno al 3-4% del volumi di affari con l'online. Però ecco, è un'inversione di tendenza, è una modernizzazione dell'operatore commerciale classico e tradizionale che coglie l'opportunità del commercio online. Un po' come ha fatto la stampa prima era solo scritta e poi adesso è soprattutto online e poi ancora scritta. Allora, vediamo le spese medie con l'aiuto di alcuni cartelli che commenteremo insieme con il dottor Sorbello. Vediamo un po', primo cartello. Saldi estivi, previsione, periodo dal 6 luglio, cioè da ieri, previsione di spesa 3-4 miliardi, acquista a famiglia 213, a persona 95. Corrispondono alle vostre... Sì, è confermato pure su Catania, questo è un dato nazionale che riteniamo possa essere confermato a Catania. A Catania. Per quale motivo? Noi facciamo i conti, come tutti, con gli effetti del cambiamento climatico, purtroppo. E abbiamo avuto, proprio per gli effetti del cambiamento climatico, un mese di maggio che commercialmente non è esistito. Quindi a maggio c'è stato un blocco totale e cercheremo di recuperare con i saldi. Sarà complicato recuperare un mese con i saldi, però ecco, l'auspicio è proprio questo. Vediamo il prossimo cartello, cosa dice? Saldi estivi. I prodotti più acquistati: abbigliamento 93,8, calzature 83,6, accessori 40. Sì, proprio ieri, insomma, in modo inusuale questi sconti sono partiti di giovedì, solitamente partono il sabato, quindi ieri mattina è stato un po' calmo il mercato, poi nel pomeriggio dopo le 18 c'è stato un bel po' di movimento e ha riguardato soprattutto le calzature e borse. Quindi io credo che questo primo weekend, anche perché l'effetto saldi si esaurisce, diciamo, nei primi 10 giorni, 15 giorni, ecco, e quindi questo weekend sarà essenziale, fondamentale, come peraltro il prossimo. Ci saranno i picchi probabilmente. Ci saranno i picchi, sì, oggi partiamo con percentuali del 20-30% e man mano andranno ad aumentare intorno al 40% e fino anche al 50%. Vediamo se c'è ancora qualche cartello. L'abbiamo visto, no, questa qua. Allora, la spesa è di 3 miliardi e mezzo, ecco, dice a famiglia 230 e a persona 100 euro. Più o meno sì, 95-100 euro a persona. Questo anche a Catania? Sì, noi lo confermiamo su Catania proprio per quello che dicevo poco fa, perché abbiamo avuto, solitamente a Catania andiamo un po' meno, però considerato che abbiamo avuto un mese di maggio che è stato assolutamente fermo, crediamo che si recupererà con i saldi, quindi ci prevediamo i saldi non inferiori a quelle percentuali, a quei valori assoluti. Anche ieri noi al telegiornale dicevamo, si preventivava una spesa media di 200 euro circa a famiglia. A famiglia sì, 220 euro a famiglia più o meno. Vediamo se c'è ancora un cartello, se no le faccio una domanda ancora. No, mi pare che i cartelli si sono esauriti. La domanda è questa: torniamo all'e-commerce, a parte la competizione che c'è inevitabilmente, e questi però fanno sconti tutto l'anno, nessuno gli dice questo è il periodo, questo non è il periodo. Ma gli sconti sono liberi, quindi si possono fare tutto l'anno. In realtà in Sicilia abbiamo delle norme che limitano, perché c'è una normativa regionale che prevede gli sconti 3 volte l'anno su massimo 5 referenze, e quindi però anche il commercio online dovrà ovviamente adattarsi alle nuove regole sulla indicazione dei prezzi e quindi sulla pubblicità dei prezzi e sul doppio prezzo. Dovranno, finiti i saldi, indicare il prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni. Però questo mi permetto di dire che online è molto più semplice rispetto al negozio fisico, perché basta un click e tu praticamente risolvi il problema per aggiornare il prezzo. Chi invece lavora in un negozio deve ricambiare su tutti gli articoli, tutti i cartelli, certo, e quindi c'è molta più facilità. È molto più facilità, sì, dal punto di vista pratico. Nel negozio fisico è tutto più complicato. Quindi a voi tocca essere ancora più competitivi. Noi dobbiamo essere più competitivi. Io tengo a precisare una cosa: ora scatta un altro problema, che è quello dei controlli.
perché fatte queste norme giusto. e non si fanno i controlli non abbiamo risolto nulla, e fare i controlli sull'online è abbastanza complicato, quindi il sistema Stato dovrà organizzarsi per fare i controlli sull'online. Giustamente voi dite, se fanno sta cosa, la fanno loro, allora devono essere controllati anche loro, mica solo noi sì, col perché prezzo che i precedente. vigili passino in una strada e facciano le verifiche è abbastanza facile. Ecco, bisogna farlo sull'online, e lì ci vuole un'organizzazione molto organica e capillare, ma da parte del sistema Stato. Ma chi spetta a fare i controlli? I vigili, la polizia locale, oppure ci sono delle forze... Solitamente sì, li fanno i vigili, la polizia locale. Sì, solitamente nel negozio fisico? Nel negozio fisico sì, solitamente è demandato a loro. Torniamo ai tipi di acquisti. Allora, si compra ancora soprattutto nei negozi di lusso, o si preferiscono i fast fashion, come si dice? Ma entrambi, ad esempio i negozi di lusso non hanno subito quegli effetti del cambiamento climatico e le piogge del mese di maggio, perché lavorando con la cerimonia insomma funziona indipendentemente dalle condizioni climatiche, quindi la cerimonia è andata bene anche nello scorso mese di maggio. Sì, insomma, un po' tutti i target saranno interessati parimenti dall'effetto saldi, almeno Facciamo questo è una l'augurio. domanda conclusiva anche di previsioni, voi avete il polso della situazione. La gente può ancora spendere con questa inflazione così alta? Ma l'inflazione così alta ha penalizzato, il caro energia ha penalizzato tantissimo negli ultimi 12-16 mesi, e poi si aggiunge il caro tassi interesse. Questa è una tematica che si sta cercando di affrontare, voglio dire, si metteranno delle pezze, perché la proposta del governo di allungare il periodo di ammortamento dei finanziamenti va bene, perché comunque mi tiene calmierata la rata mensile, però non è la soluzione è tornare a tassi di interesse di un anno fa. Cioè, tra l'altro, problema molto grosso, molto importante, molto importante, tra che l'altro, noi affrontiamo tutti i giorni, perché viene dall'Europa. Viene dall'Europa, è una scelta che non comprendiamo pienamente. Ecco, Questo è il vostro punto io di vista? credo che le dichiarazioni che ha fatto il ministro Tajani ci trovino d'accordo nella misura in cui dice che serve fino a un certo punto, forse nulla, per abbattere e contenere l'inflazione. Grazie a Francesco Sobello di Confcommercio Catania, buon lavoro naturalmente. Noi adesso ci fermiamo per qualche momento, ci facciamo una risatina insieme e poi parleremo, no forse no, non è il momento ancora di insieme, poi andremo a Palermo dove c'è un'emergenza, fatemi parlare per favore, un'emergenza che riguarda i rifiuti. State con noi, buongiorno Sicilia. Sono le 8:30, buongiorno Sicilia, andiamo a dare un'occhiata a Palermo con Marco Gullà e il presidente dell'Associazione dei Comitati Civici di Palermo, Giovanni Moncada, perché c'è di nuovo una emergenza rifiuti. Sono tornate le montagne di immondizia, il cattivo odore, pure gli incendi dei cassonetti, come quello che ha danneggiato una cabina dell'Enel, lasciando al buio per 5 ore l'albergheria. Che cosa succede, Marco? Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Siamo infatti allo Zen, proprio davanti la scuola a Falcone, dietro però lo vedete anche voi, insomma, da questa inquadratura c'è un cumulo di rifiuti, c'è una vera e propria discarica a cielo aperto, ma non soltanto in questa parte del quartiere appunto Zen, anche in altre parti ci sono macchine bruciate, abbiamo anche visto poc'anzi dei topi. Siamo in questo momento assaliti anche dalle mosche, quindi insomma è un collegamento particolare, niente, sì. Non manca assolutamente niente. Noi subito chiediamo al nostro ospite, Giovanni Moncada, presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, cosa sta succedendo in città, ma soprattutto in un quartiere come lo Zen. Giovanni. Buongiorno a tutti. Questo è un quartiere particolare. La situazione non è odierna, la situazione va avanti da anni. Ci siamo occupati noi come associazione sin dal 2001, denunciando le discariche che via via si andavano formando. Abbiamo chiesto una sorveglianza con telecamere, abbiamo
fatto le nostre proposte, ma nulla è stato fatto di concreto. Oggi la situazione è esplosiva, non ci sono altre parole per poterla... Poc'anzi Giovanni mi parlava addirittura di bomba sanitaria, perché in effetti è vero, guardate, io vi voglio anche mostrare queste immagini. Fa impressione vederla, certo, non c'è dubbio. Allora, di queste discariche lo Zen 2 è pieno. Io stamattina prima del collegamento ho fatto un giro e mi sono impressionato per quello che ho riscontrato. Non solo c'è immondizia, rifiuti domestici, qua abbiamo prodotti infestanti, prodotti pericolosi, prodotti che fanno male alla salute, che vengono incendiati, perché potete immaginare i fumi tossici che si formano. Qual è la via d'uscita? Sì. Marco, qual è la via d'uscita immediata e poi di medio periodo? La via d'uscita quale potrebbe essere, Giovanni? Allora, innanzitutto per poter togliere le discariche ci vogliono mezzi e uomini notevoli. Per la via di uscita bisogna controllare il territorio. Senza controllo questa situazione non si può eliminare. La cosa che fa specie in via Pensabene che ci troviamo lì di fronte, la scuola Falcone, dove lì si insegna a vivere, a rispettare le regole, all'igiene. I giovani che escono da quella scuola e si ritrovano davanti questa grande vergogna, ma cosa debbono incamerare nel loro cervello? Ecco, lo chiedo a tutti e due, ma perché non si fanno questi controlli? Perché non si fanno questi controlli? Allora, non si fanno questi controlli anche perché insomma è stata una domanda che è stata più volte posta anche agli amministratori della RAP, ma anche agli amministratori insomma politici che poi insomma governano la città. Dobbiamo anche dire, Michele, che ci troviamo allo Zen in un quartiere abbastanza, insomma, lo abbiamo più volte detto, particolare, però anche in altre zone della città la situazione non è certamente migliore. Parlo della periferia, parlo di quartieri come Bonagia, Falsomiele, Via Oreto, Ciaculli, insomma sono tutte zone che in questo momento stanno annaspando tra i rifiuti, e mentre facciamo il collegamento, come vedi, insomma anche le mosche ci stanno. E allora noi ma non soltanto. Noi altri come associazione, come ho detto poc'anzi, ci occupiamo dello Zen da parecchi anni, quasi da quando abbiamo costituito appunto l'associazione. Abbiamo fatto delle audizioni nelle varie commissioni denunciando lo stato di degrado di questo quartiere, ma non è stato fatto nulla di concreto. Alle mie spalle c'è la famosa montagna della vergogna. Questa via la si può definire una via infernale non solo per la quantità di rifiuti che si riscontrano, ma perché questi rifiuti vengono dati continuamente alle fiamme. Credo che sia forse anche poi la risposta del cittadino, del residente, che insomma non vede delle verifiche, ma soprattutto non nota un lavoro contingente nella sua zona, e questo diciamo, è l'atto che poi va, insomma, dobbiamo dire un atto di protesta, quello di protesta. Possiamo definirlo così o no? Sì, ma è impossibile vivere in questo quartiere, è veramente impossibile. Bisogna vedere, io non lo so se i nostri amministratori sono venuti a controllare in maniera, come dire, analitica tutte le strade. Ma speriamo che guardino Buongiorno Sicilia stamattina, insomma, almeno quello. Ma guardi, qui lo dico chiaramente, senza problemi, si fanno le passerelle a ridosso delle elezioni politiche. Qui è venuto anche la Boldrini parecchi anni fa a constatare lo stato del degrado in cui versa questo quartiere. Secondo me è uno dei peggiori della nostra Italia. Tra l'altro io direi insomma di non abbandonare il tema, Michele, se tu sei d'accordo, anche nei prossimi giorni potremmo fare dei collegamenti, farvi vedere insomma l'emergenza rifiuti come sta attanagliando la città in altre zone appunto del capoluogo, come dicevo poc'anzi. Abbiamo avuto anche insomma una sorta di risposta dalla RAP, che si è detto che comunque diciamo in alcune parti della città già stanno intervenendo proprio per svuotare cassonetti e soprattutto liberare alcune arterie da queste discariche abusive che ormai fanno parte strutturale proprio della strada, come qui in via Pensabene, però ci sono ovviamente
tante zone come qui allo Zen, dove appunto lo vedete anche voi. Di dire una cosa molto importante. Qui in questa strada, così come in via Rocchi Marciano, vengono date alle fiamme le macchine che vengono rubate. Ce ne sono diverse. Qui alle nostre spalle c'è una moto e una Panda. E un'altra cosa importante che la gente non conosce, che una strada, la via San Nicola, è stata depennata dallo stradario cittadino perché è diventata una discarica, non si può più percorrere. È una Proprio situazione inibita, veramente pazzesca. È allucinante, guardate, sì, bisogna... Davvero. Quello che fa riflettere è che comunque ci sono delle varie fasi dell'anno in cui l'emergenza rifiuti appunto attanaglia Palermo. La stagione estiva praticamente abitualmente ormai siamo assolutamente consapevoli che a Palermo ci sarà un'emergenza appunto immondizia, munnizia come si suol dire qui a Palermo. C'è anche la vasca di Bellolampo che satura, è vero? E anche lì i conti non tornano, è così? Assolutamente sì, e satura, si sta cercando ovviamente di liberare, ma soprattutto si sta cercando anche di creare un'altra vasca, però a volte sembra davvero strano dirlo, ma soprattutto particolare dirlo quando si affronta un'emergenza così, la burocrazia va un po' ad asfissiare soprattutto il lavoro che magari l'amministrazione comunale sta facendo, poi c'è la burocrazia che va a interrompere tutto e questa vasca non viene mai fatta. Sì, noi altri questa zona l'abbiamo chiamata la nostra Gomorra e abbiamo fatto delle domande precise ai nostri amministratori. Cosa avete chiesto? Abbiamo chiesto le indagini che sono state svolte per individuare questi scaricatori abusivi, attenzione che non sono solamente quelli del quartiere, ma vengono da fuori con i camion. Io li ho visti io personalmente. Quali provvedimenti sono stati adottati per costringere la RAP a bonificare l'area e assicurare una costante pulizia dell'intero quartiere? La costante pulizia non viene effettuata nella maniera più assoluta perché si formano discariche continuamente, quindi l'unico deterrente secondo noi, dato che dicono che manca il personale, occorrono le telecamere. Le telecamere. Allora, noi ci fermiamo qui provvisoriamente, naturalmente siamo solidali con gli abitanti di quella strada, di quel quartiere, vedremo la settimana prossima se la situazione sarà cambiata. Intanto grazie a Giovanni Moncada. Grazie a voi. Presidente dell'Associazione dei Comitati Civici di Palermo, documentatissimo e arrabbiatissimo, giustamente grazie al collega Marco Gullà. Adesso 2 risate con Insieme. Giocare a pallone. No, come ti chiami? Sono Ciruzzo, gioca a pallone. Ciao Ciruzzo, no, sto facendo, guarda che c'è gente qui in teatro che gioca a pallone. No, che gioca a pallone non lo so, gioca a pallone, ma non è gioca a pallone per giocare a pallone adesso, Ciruzzo. Dopo gioca a pallone? Dopo giochiamo a pallone, adesso dobbiamo fare la trasmissione. Perché nessuno gioca a pallone? Mi ha detto pure papà, io mi sento solo come un cane. E che ha detto papà? Vattene a cuccia, ne parliamo domani. Mi dispiace. Perché vuoi giocare a pallone? No, non è che non voglio giocare a pallone, che non posso. Signore, come ti chiami? Io mi chiamo... Mauro mi chiamo. Mauro? Mauro Pulpito. Signor Mauro Pulpito, gioca a pallone? Sì, poi giochiamo a pallone. Io e Ciruzzo giochiamo a pallone. Allora ci citofonare il mio amico. Ecco, vai a citofonare l'amico, vai. Pinocchio. Sei amico di Pinocchio? Amico di Pinocchio. E citofonare. E Pinocchio, Ciruzzo, gioca a pallone. Ah, sta preparando l'esame per entrare a falegnameria. Ah, in culo alla balena. No. Gioca a pallone. Non è il caso. No, non posso giocare a pallone. Allora ci telefonare il mio amico Francesco Totti. Ma abitano tutti qua? No, solo al primo piano, no, quelli non ci sono mai. Chi è? I nomadi. Gioca a pallone. Totti, so Ciruzzo, Totti, gioca a pallone, Totti. Totti, gioca a pallone, Totti. Ah, sei nervoso perché hai litigato con Hillary. Non c'hai tutti i Totti. Non si scherza. Perché vuoi giocare a pallone? Allora, però sei pure bello grande. Adesso non voglio sembrare troppo duro nei tuoi confronti, ma sei un pezzo di ragazzo. E basta, pensa ad altro. Pensa alle ragazzine, pensa all'altro. Pallone. Oh. Signor Puppito. Io non penso da giocare a pallone. Io penso sempre ad altro. Io sono anche un grande ballerino, cantante, attore. Infatti adesso faccio un talent con Maria De Filippi. Ah, bello. Come si chiamerà? Amici per giocare a pallone. Ah, così si chiama. Adesso vabbè. Gioca a pallone. Sì, poi giochiamo a pallone. Adesso mi fai continuare. Fabio Fazio. Pure Fabio Fazio abita qua. Fabio Fazio su Ciruzzo gioca a pallone. Che tempo che fa?
non lo so, chi sta raccomando, hai tenuto buono. Beh, allora, Robin, se ci ruzza Robin, gioca a pallone. Non è possibile. No, solo tu, Batman no. No, Batman no, vuole fare tutto lui, Batman. No, fai tutto lui, Batman. Batte rigore, batte punizione, batte caccia d'angolo. Non vi divertite, allora, poi andiamo a giocare. Allora, adesso continuiamo senza, salutiamo Ciruzzo! Cenerentola, se Ciruzzo gioca a pallone, ho messo in campo 10,5, 11,5, così non ce lascia all'improvviso. Allora, per favore, però veramente io ti do un consiglio, non so chi siano i tuoi genitori, pensa ad altro, basta, su pallone. Madonnina cara, nessuno gioca a pallone, neanche Puppito. Madonnina cara, gioca a pallone? No. Però ci accompagni tu, andiamo in macchina con te. Meno male. Madonna ci accompagna. Gioca a pallone. Gioca a pallone. Pensa ad altro. Ciruzzo, pensa ad altro. Nino Bacuccio. Le reti da non perdere insieme. E adesso che è il fine settimana dobbiamo vedere qual è le stelle cosa dicono per questo weekend con Marco Amato in collegamento con noi. Vediamo se ha il caffè lui al solito. Eccolo lì. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Com'è sto caffè? Bello caldo, bollente? Bello caldo, bollente, appena fatto, tradizione di casa mia. Bravo. Che dicono le stelle? Allora, è un weekend che inizia all'insegno di una luna molto romantica e sognatrice. La luna è nel dolcissimo segno dei pesci, quindi i segni d'acqua avranno un weekend veramente molto romantico, ma anche molto complesso, perché in pesci abbiamo la presenza di Saturno e di Nettuno, il che comporterà per i segni d'acqua, ovvero Cancro, Scorpione e Pesci, un fine settimana di grande romanticità, ma anche di rimembranza, qualcosa dal passato finalmente si risolve, una nostalgia per lo Scorpione che finalmente diventa conferma. Per i pesci possono un po' tutto, perché la loro dimensione emozionale si farà seduttiva e assolutamente risolutiva, mentre per il Cancro c'è una certa ambizione che li porta un po' a strafare in amore, quindi cari cancretti, regolatevi un po'. Benissimo anche per i segni di terra, in particolare il Capricorno, che ritrova una maniera di amare veramente intensa e che si fa di nuovo capace di superare gli ostacoli, mentre invece il Toro riprende le fila di un amore a volte un po' troppo trascurato per gli impegni lavorativi. Vergine purtroppo ha tutto questo in opposizione, quindi una stanchezza emotiva e sentimentale della Vergine che deve risolvere alcuni problemi, per cui il weekend non lascerà troppo spazio ai divertimenti. Il Fuoco chiaramente sono la natura antitetica a questi aspetti d'acqua, anche se l'Ariete può fare un percorso psicologico molto più propositivo. L'Ariete è un segno capitano, ma forse a volte deve accettare di poter pure perdere qualcosa. Il Leone può ricostituire un po' un andamento affettivo decisamente più passionale e voluttuoso, a scapito di alcune problematiche che durante la settimana lo hanno impegnato molto. Sagittario ha tutto in quadratura, quindi un aspetto un pochino limitante, però riuscirà a trovare il tempo e lo spazio, grazie al consiglio di un amico, per sgattaiolare di nuovo nella sua positività. Gli Aria, i Bilancia, i Gemelli e gli Acquario sono un po' nervosi. I Gemelli perché non riescono a trovare la quadra nelle loro occupazioni, i Bilancia perché hanno voglia di nuovo di farsi belli, e gli Acquario perché, come al solito, segno della libertà, si sentono costretti a fare qualcosa e la faranno loro malgrado, ma dimostrando in questo una grande forte senso di responsabilità. Quindi buon weekend a tutti i 12, buon weekend a tutta la Sicilia. Ciao Michele. Grazie. Ciao Angelo. Ciao Marco, buon weekend anche a te, grazie mille. E adesso non abbiamo finito, ma intanto vi auguriamo buon fine settimana con immagini e appuntamenti. Poi torneremo in studio con Angelo. A dopo.
Buon weekend a tutti coloro che desiderano esplorare le meraviglie della nostra amata Sicilia. Il 10 luglio nel magico Teatro Greco di Siracusa si terrà il concerto di Biagio Antonacci. I fan avranno l'opportunità di cantare a squarciagola rivivendo tutti i successi che hanno segnato la sua trentennale carriera. E continuiamo con i concerti. Dopo il trionfo a Sanremo con il brano Cenere, Lazza arriva il 12 luglio al Velodromo Paolo Borsellino. Preparatevi a cantare insieme a uno dei più talentuosi artisti del momento. Dal 22 di giugno a Palermo, presso i cantieri culturali alla Zisa, si svolge la Verna Open Talks, una rassegna di incontri dedicati all'imprenditoria siciliana, networking, aperitivi e serate da non perdere, con dibattiti su editoria, musica, turismo, architettura e cinema. Nel suggestivo complesso monumentale Sant'Anna, sempre a Palermo, fino al 9 luglio si tiene il Sole Luna Doc Film Festival. La rassegna internazionale offre 50 film provenienti da tutto il mondo, che esplorano il cinema del reale, con tematiche che spaziano dall'ambiente ai giovani registi emergenti. Sempre fino a domenica 9 a Rometta, in provincia di Messina, c'è lo Street Food Sicily on Tour. Questo evento porta alla ribalta le migliori specialità gastronomiche siciliane accompagnate da cabaret e musica dal vivo. Taormina si accende con il Taormina Arte Festival che si svolge al Teatro Antico, un programma ricco di musica, prosa e danza. A partire dall'8 luglio e per tutto il mese si potranno ammirare rappresentazioni artistiche di grande livello. A Palermo sul Molo Sant'Erasmo dal 17 al 23 luglio prende vita il Cinema City Palermo, una settimana dedicata al cinema d'autore gratuito con proiezioni, incontri con registi e attori e la magia del cinema all'aperto. Ai Giardini del Massimo, sempre a Palermo, ogni giovedì dal 29 giugno al 28 settembre si svolge Giardini in Jazz, un'opportunità per immergersi nella musica jazz accompagnata da aperitivi e cene sotto le stelle. Venerdì, sabato e domenica a Maletto, in provincia di Catania, si tiene la 36esima edizione della Sagra della Fragola. Si potranno assaporare le fragole locali, riconosciute per la loro dolcezza inconfondibile e il loro aroma irresistibile. Mentre se preferite le ciliegie, a Sant'Alfio, in provincia di Catania, sempre nel weekend, si svolge la 13ª edizione della Sagra della Ciliegina dell'Etna, un'occasione per degustare le squisite ciliegie locali. Non mi resta che augurarvi un weekend straordinario in Sicilia. Appuntamenti bellissimi, immagini stupende, anche noi ci uniamo all'augurio di buon fine settimana per voi. Non abbiamo finito, è vero Angelo? C'è assolutamente una chicca che hai preparato. Poi gli antichi non sbagliano mai, tutto il mondo è il paese. Allora, guarda, andiamo a Londra. Dici, ma che c'entra? Eh sì, il racconto, alcol, molestie e cocaina. No. A Londra il Parlamento diventa pest Minister e non Westminster. E poi ci sono comunque delle storie, perché c'è la più giovane parlamentare eletta a 20 anni, ha annunciato l'addio al Parlamento, è sessista, malsano ed estenuante. Pazzesco. Poi c'è il deputato Tory che dice, si tratta di Warburton, è stato immortalato con una striscia di cocaina in prima pagina dal Sun. E poi non ci siamo arrivati noi ancora no. L'ex ministro conservatore Pincher è stato sospeso per aver molestato 2 ragazzi da ubriaco in un club di gentleman. Questi esempi, una serie di positivi esempi per i giovani soprattutto. No, per dire che poi veramente le cose si ripetono purtroppo anche in posti impensabili, anche nel Parlamento inglese. Ottimo questo riferimento alla Gran Bretagna, sorridiamo ma c'è poco da ridere. Oggi facciamo l'accadde oggi del 7 luglio, lo sai che il 7 luglio del 1456 Giovanna d'Arco viene assolta dal Tribunale di Francia.
Peccato che è capitato 25 anni dopo che l'avevano giustiziata. Michele, lo sai che il 7 luglio del 1647 a Napoli scoppia una rivolta capitaneata da Tommaso Aniello d'Amalfi, passata poi alla storia come Masaniello contro i viceré spagnoli. Ah, ecco come nasce Masaniello. E il 7 luglio del 1881 viene pubblicato per la prima volta Le avventure di Pinocchio, la storia di un burattino a firma di Collodi. Comincia il percorso di quello che sarebbe diventato il pupazzo di legno più famoso nel mondo. Il 7 luglio del 1898 gli Stati Uniti si annettono le isole del Pacifico Hawaii, diventano così il 50° Stato degli Stati Uniti, e che quindi di conseguenza si è aggiunta la famosa un'altra stella sulla bandiera, quella stelle strisce, che ora sono 50. Poi nel 1901, sempre il 7 luglio, è nato Vittorio De Sica, grande attore, meraviglioso regista, primo italiano che ha vinto un Oscar con Ladri di biciclette, film meraviglioso. Oggi è il 7 luglio e si celebrano due compleanni importanti. Nel 1943 sono nati due personaggi, Toto Cutugno, l'eterno secondo di Sanremo, e Michele Mirabella. Auguri! Faccio tanti auguri per questo giorno davvero speciale. Poi, 7 luglio del 1974, la nazionale italiana di calcio della Germania a Monaco vince per la seconda volta il campionato mondiale. Per la gioia dei tifosi italiani, naturalmente. Assolutamente no. 7 luglio, rimanendo nel calcio, aiutami, nel 1884 nasce Alberto Aquilani, che è uno storico, che cos'è? Centrocampista della Roma. Ah, ecco. Oggi allenatore, auguri anche a lui, naturalmente. E poi, nel 1909, allo Staples Center di Los Angeles, sono svolti i funerali di Michael Jackson, che è il re del pop, sì. Una cerimonia che è stata seguita poi nel resto del mondo da circa 3 miliardi di persone. Allora, prima di chiudere facciamo un salto indietro nel tempo, al 7 luglio del 40, quando nasce Ringo Starr, che ha quindi 83 anni oggi. Complimenti, auguri, augurissimi per i Forever Young. Esattamente. Per sempre giovani. Storico batterista dei Beatles, non sono molti i pezzi del gruppo che portano la sua firma, fra queste quella bellissima Octopus Garden, con cui ci lasciamo. Grazie per essere stati con noi, a lunedì, buon weekend, Octopus Garden, buon compleanno Ringo Starr. Buon fine settimana.